I riflettori del Palamellano si accendono inusualmente di mercoledì per questa sfida tra il Sustentu Sestu e la regina del girone B del campionato di Serie B, l'Agri Bertocchi Orzi Nuovi. Una partita questa che vado a presentare in compagnia di Alessandro Muzio, direttore sportivo di Orzi Nuovi, e Marco Secci, invece general manager del Sustentu. Iniziamo dalla formazione ospite imbattuta dopo la Coppa Italia, è un ottimo momento di forma questo. Sì, decisamente stiamo arrivando alle fasi calde del campionato, quindi stiamo cercando di lavorare al meglio, reduci anche da una delusione cocente come quella della Coppa Italia, però lo sport è così, bisogna andare avanti e lo stiamo facendo bene. Dall'altra parte l'Accademia ha 26 punti in meno rispetto alla capolista Orzi Nuovi, però ha 5 vittorie nelle ultime 7 partite, anche per voi è un ottimo momento di forma. Siamo contenti di essere riusciti a raddrizzare un pochino la stagione nata storta per diversi motivi. Era importante dare una scrollata non solo a noi stessi ma anche alla classifica, e pensiamo di esserci riusciti, ma è ancora lunghissima. Immagino ci sia il pericolo pubblico numero uno, ne parlavamo prima anche a microfoni spenti. Giuliano Samoggia, ex della partita, che sta andando fortissimo, quasi doppia di media, 21-14 contro San Vendemiano, e lui l'indiziato principale. Sicuramente Giuliano sta facendo molto bene, da quando è tornato a Cagliari ha trovato la sua dimensione, è un super giocatore per questa categoria e lo sta dimostrando, un grande talento e lo sta mettendo anche al servizio della squadra. Però devo dirti che il Sustentu comunque è cresciuto in generale nel girone di ritorno, soprattutto nelle ultime 8 partite, ne ha vinte 5, quindi sono una squadra in forma, in gas, e dobbiamo stare molto attenti anche a Scodavolpe. Trionfo di qualità e esperienza ce n'è. Marco, Orzi Nuovi è la miglior difesa del girone, il Sustentu il peggior attacco, dove si può provare a far male. Mi fa sorridere il fatto che hai citato un nostro giocatore, da loro faccio fatica invece a citarne uno, perché sono 10 giocatori 10 che giocano a questi livelli, se non a livelli superiori, già da tantissimo tempo, e quindi la chiave della partita è anche difficile da individuare. Noi cercheremo di dare il massimo come abbiamo sempre fatto, faremo la nostra partita e poi vedremo come sarà il risultato finale. Orzi Nuovi, immagino, tema questa partita magari anche da un punto di vista ambientale. Non è semplice giocare in un palazzetto così piccolo, non è semplice fare una trasferta in Sardegna con un clima magari un po' più caldo rispetto a quello che avete lasciato a Orzi Nuovi. Ci sono un po' di temi insidiosi in questa partita. Sicuramente, innanzitutto la qualità della squadra e il fatto che in questo momento ognuno lotta per un obiettivo importante, quindi di partite facili non ce ne sono, e credo che in questo girone non ce ne siano mai state, perciò le difficoltà saranno parecchie. Dobbiamo essere bravi a non farci condizionare dagli elementi che di solito non affrontiamo, perché comunque, voglio dire, siamo una squadra di alto livello e bisogna essere abituati a tutto. Marco, un'ultima battuta per chiudere. Turno infrasettimanale, qualche problema di infortuni, Pilo, Laguzzi, ci sono entrambi, dunque niente turnover. No, niente turnover, perché come stava dicendo giustamente lui, ogni partita è importante, ogni partita è difficile, e questo girone non ci sono partite facili, per noi tanto meno, vista anche la nostra posizione in classifica, vista la nostra condizione di matricola, e quindi è importante l'apporto di tutti. Tanto più penso che sia anche molto stimolante giocare con squadre del genere, con giocatori e con società di questo calibro, quindi penso che anche i giocatori acciaccati si dimentichino di essere acciaccati, perché faranno di tutto comunque per dare il massimo. Un'ultimissima battuta, stavo guardando verso le tribune, ci sono diversi tifosi che vi hanno seguito da Orzi Nuovi. Raccontaci un po' quello che è l'ambiente Orzi Nuovi attorno, insomma, alla vostra squadra a tutto tondo. No, sicuramente ci fa piacere che qualcuno ci abbia seguito anche in questa trasferta, sicuramente non facile da organizzare, e come hai detto tu, l'entusiasmo Orzi Nuovi è alle stelle, ci seguono. In Coppa Italia erano quasi 400, tanti hanno fatto i 3 giorni, quindi dobbiamo anche fare bene, perché comunque loro se lo meritano e ci seguono sempre, quindi deve essere una motivazione in più per noi per dare il massimo sempre in campo. Allora, questi erano alcuni dei temi di questa partita, tanti altri li andremo ad analizzare poi nel corso della nostra telecronaca. Per il momento dal Palamellano di Sestu ci prendiamo una piccola pausa, ma rimanete su Directa Sport, tra poco la palla 2 di Sustentu Sestu, Agri Bertocchi Orzi Nuovi.
Amici di Directa Sport, siete tornati in collegamento diretto con il Palamellano di Sestu. Allora, turno infrasettimanale: da una parte l'Accademia Sustentu, padrona di casa, reduce dall'importante successo salvezza contro San Vendemiano; dall'altra parte invece l'Agri Bertocchi Orzi Nuovi, regina del campionato, seguita quest'oggi a Sestu da un nutrito pubblico. Una partita questa in cui il peso del pronostico pesa inevitabilmente sulle spalle degli orceani, che in classifica vantano ben 26 lunghezze di vantaggio rispetto ai rivali, che vogliono tutti a tutti i costi evitare passi falsi per mantenere salda la vetta. Ma attenzione all'Accademia, squadra in salute nell'ultimo periodo, con 5 vittorie negli ultimi 7 turni, e che su questo campo hanno saputo mettere alla frusta diverse pretendenti per la Serie A2, non ultima 100, tenute in scacco praticamente per 30 minuti 2 settimane fa. Le squadre stanno facendo in questo momento il loro ingresso in campo. Allora, il quintetto dell'Agri Bertocchi Orzi Nuovi è composto da Rudy Valenti, dal numero 20 Antonio Ruggero, dal numero 16 Scanzi, dal numero 2 Giorgio Piunti, miglior marcatore della sfida d'andata con ben 24 punti a referto, e poi chiude lo starting 5 schierato da coach Alessandro Crotti il numero 23 Mohamed Touré. Dall'altra parte il Sustentu Sestu risponde con Mauro Graviano, Giuliano Samoggia, attesissimo ex di questa partita, poi Romeo Trionfo, Dario Scodavolpe, ed è pronto a saltare per la palla a 2 il pivot Davide Varrone. Partita che verrà diretta dai signori Nicola Tammaro di Giffoni Valle Piana in provincia di Salerno e Stefano De Bernardi di Torino. Il primo possesso del match è proprio per la Agri Bertocchi Orzi Nuovi, con il blocco di Rudy Valenti per Touré, la circolazione di palla rapidissima, Piunti, palla dentro per Valenti, linea di passaggio sporcata da una mano di un giocatore in divisa bianco-blu. Allora rimessa dal lato per Orzi Nuovi, verrà eseguita da Ruggero, giocatore in canotta numero 20, che vanta nel corso della propria carriera anche una esperienza in terra sarda. Era la stagione 2006-2007 e partecipava Ruggero al campionato di Serie B con la canotta della purtroppo defunta Silver Porto Torres. Ancora lotta a rimbalzo e ancora Orzi Nuovi in possesso del pallone, stavolta la rimessa dal lato che verrà eseguita da Scanzi, la rimessa all'indirizzo di Touré, poi un'occhiata dentro, esce Valenti che si fa vedere il pallone, poi consegnato ancora a Ruggero. Dall'altra parte ancora Scanzi, preso in consegna da Trionfo, pallone ottimo dentro per Rudy Valenti, che aiutandosi meglio con il vetro, il primo canestro di questa partita. 2-0 il punteggio, la firma dell'esperto giocatore classe 1980. Dunque su questa partita il pallone dall'altra parte, il primo attacco del match per il Sustentu. Samoggia si prende subito il tiro da 3 punti, ma lo manda sul secondo ferro. Ha già recuperato il rimbalzo Momo Touré, che lavora poi sul blocco di Valenti, mano sinistra, rapidissimo Touré, buono lo scarico in ritmo, Piunti da 3, primo ferro, si lotta a rimbalzo, Varrone ci arriva anche un attimo prima di Trionfo, poi perfezione il recupero Graviano. Dall'altra parte il Sustentu con l'accoppiamento proprio tra Graviano e Touré, il pallone lontano dall'arco dei 3 punti per Davide Varrone, che poi va a bloccare all'indirizzo di Scodavolpe, esce dai blocchi Scodavolpe, è accoppiato con Ruggero, prova a prendere un corridoio di penetrazione molto molto difficile. Orzi Nuovi chiude ogni varco da quella parte e ostruisce la via del canestro a Dario Scodavolpe. Dall'altra parte un po' in ritardo Varrone su Valenti, che alza la parabola, sbaglia, rimbalzo conquistato da Samoggia. Può partire ora la transizione del Sustentu con Scodavolpe, che però decide di non affondare il colpo, cerca il gioco a 2 con Varrone, ancora una volta è ottima la lettura difensiva da parte di Orzi Nuovi. Fischio arbitrale, fallo commesso da un giocatore della formazione di casa. Allora il possesso che verrà assegnato alla Agri Bertocchi, punteggio sempre di 2-0 in favore della formazione ospite. 8 minuti 14 secondi al termine del primo quarto. Momo Touré in possesso del pallone, lo conduce poi in zona offensiva, va a prenderlo in consegna Graviano, il consegnato poi per Ruggero, per un attimo lo show difensivo di Varrone, poi palla anticipata ancora da Varrone, sempre importante dal punto di vista del sacrificio difensivo. Graviano in mezzo alle gambe, lavora su blocco di Varrone, che poi vorrebbe palla in ricezione profonda, si fa vedere Trionfo che riceve palla in questo istante, vuole la sfera in post, Varrone accenna per un attimo al raddoppio, Ruggero manda per aria il tiro, Varrone si guadagna un buon fallo che gli permetterà di andare in lunetta con 2 libere, fallo che è stato commesso da Ruggero, è il primo della sua partita. Allora invitato in lunetta Davide Varrone.
importante dal punto di vista anche offensivo nel corso dell'ultima partita vinta dal Sustentu con il punteggio di 63-47 sabato scorso contro San Vendemiano. 6 punti a referto, non tantissimi, ma non è uno specialista offensivo, ha saputo rendersi utilissimo alla causa soprattutto nel corso della prima metà di partita. Varrone che realizza il primo libero, 3,6 punti di media, tiri liberi col 54%. In questo caso fa 2 su 2, permette al Sustentu di impattare allora nel punteggio. Stavolta a condurre le operazioni in zona offensiva c'è Ruggero, preso in consegna da Scodavolpe. Poi c'è anche un accoppiamento interessante tra Piunti e Samoggia, forse uno dei duelli più interessanti di questa partita. Scanzi si prende il tiro da 3 punti, lo manda a segno, esulta la fazione di pubblico ospite per la tripla presa e mandata a segno da Scanzi. 5-2 ora il punteggio. Dall'altra parte Graviano sceglie Samoggia con Piunti che va a cercare palla ostruita. Qui la linea di passaggio verso Scodavolpe che ha qualche problema nella ricezione. Il blocco di Samoggia che va dentro per ricevere il pallone alzato molto bene da Scodavolpe proprio per Samoggia, che trova il primo canestro di questa partita, ex del match temutissimo della fazione di Orzinuovi. Sta viaggiando quasi a doppia di media, sono 20 punti e 8 rimbalzi per Samoggia, a segno con 21 punti invece nell'ultimo match contro San Vendemiano, a cui ha aggiunto anche 14 rimbalzi. Intanto errore da 3 per Ruggero, dorme un po' il Sustentu a rimbalzo, allora ancora Ruggero che può lavorare, spalle a canestro, grande anticipo qui da parte di Trionfo, molto attivo sulla linea di passaggio, conduce il pallone in zona d'attacco, arresta poi saggiamente la sfera, poi Scodavolpe che si lamenta all'indirizzo dell'arbitro per l'eccessiva pressione a suo dire da parte di Ruggero. Il blocco di Varrone, lo scarico poi buono per Graviano che sbaglia però il canestro in reversa, era già tutto in piedi il pubblico del Palamellano. Dall'altra parte Scanzi va dentro forte con la mano sinistra, costretto a dar fuori, altra palla persa qui da Orzinuovi. Partita caratterizzata soprattutto dall'intensità difensiva fino a questo momento. Trionfo da 3 a segno e sentite l'urlo del Palamellano per sottolineare il canestro da 3 punti, è il primo della partita mandato a referto dall'ex giocatore della poderosa Montegranaro, che poi va anche a spendere il fallo sull'uscita dei blocchi di Ruggero. Primo fallo della partita per Trionfo, mentre coach Sassaro ha qualcosa da dire all'indirizzo dei suoi giocatori, probabilmente qualcosa che non ha funzionato al meglio. Ora in zona difensiva rimessa dal lato di cui si incaricherà Ruggero. 5 minuti e 50 secondi al termine del primo quarto qui al Palamellano di Sestu per questa 26esima giornata del campionato di Serie B che Directa Sport Live TV vi sta offrendo. In diretta Facebook il tiro in allontanamento di Scanzi, errore, poi il contropiede con Trionfo che già dall'altra parte, 2 facili per Trionfo con Touré che non è riuscito a recuperare in tempo utile. Più 4 ore in favore della formazione di casa, 9-5 il punteggio. Ruggero a lavorare sul blocco, fuori dall'arco c'è Piunti che poi va a bloccare per Scanzi. Touré dall'altra parte, spalle a canestro c'è Piunti contro Trionfo, prova ad usare il fisico e c'è il secondo fallo, attenzione, nella partita per Meo Trionfo, con coach Sassaro che andrà subito a eseguire un cambio, almeno questa è la sensazione. Già 2 falli per Romeo Trionfo, un giocatore fondamentale dal punto di vista tattico per il Sustentu. Coach Sassaro guarda nervosamente all'indirizzo del fondo della sua panchina, per il momento decide di non eseguire alcun cambio. Dall'altra parte Ruggero, tiro da 3 punti sputato dal ferro in un primo momento, poi carambola dentro, allora 3 punti per Ruggero che permettono a Orzinuovi di tornare lì a -1, 9-8 il punteggio con la tripla realizzata in uscita dai blocchi da parte di Antonio Ruggero. In precedenza Scodavolpe si lamentava per un blocco in movimento proprio mentre Ruggero cercava di smarcarsi per prendere il tiro da 3 punti. Trionfo a lavorare ancora con il fisico, tiro in fade away sbagliato, rimbalzo conquistato da Rudy Valenti che percorre tutto il campo ad ampie falcate, rischia infrazione di passi in ritmo. Touré a segno dall'arco, grandi proteste qui da parte del pubblico di casa che chiedeva probabilmente non del tutto a torto l'infrazione di passi in precedenza da parte di Valenti che si era un po' incartato al momento di servire Touré. Non hanno optato per il fischio e ci sono ancora grandi proteste al limite della segnalazione di fallo tecnico. Il coach della formazione di casa Marco Sassaro, intanto è stato segnalato un fallo all'indirizzo di Momo Touré, giocatore in canota numero 23 della Agri Bertocchi Orzinuovi, mentre coach Sassaro ha provveduto al cambio. Allora va in panchina Romeo Trionfo, già aggravato di 2 falli quando abbiamo superato da pochissimo la prima metà
del primo quarto di gioco. Al suo posto c'è l'espertissimo giocatore in canotta numero 5, Nicola Elia, classe 1976. Graviano dall'altra parte, prova a servire oltre l'arco proprio Nicola Elia, che lavora a spalle a canestro contro Scanzi. È più alto Elia, vediamo se sfrutta il fattore fisico. Va da Graviano che cerca la linea di fondo, segna, ma prima c'era l'infrazione di passi. In questo caso ci stava, a mio avviso, il fischio arbitrale. Infrazione di passi per Graviano, palla persa dal Sustentu. 4-10 ancora da giocare nel corso del primo quarto. Touré a gestire stavolta con pazienza il possesso in zona offensiva. Ruggero a lavorare sul blocco di Valenti. Scodavolpe va subito a prenderlo in consegna. La finta, la partenza in palleggio, la finta di giro sul perno per Valenti, poi tripla frontale per Piunti. Primo ferro, rimbalzo conquistato da Elia tra gli applausi del pubblico di casa. 11-9 il punteggio, più 2 in favore della Agri Bertocchi Orzi Nuovi. Elia fuori dall'arco, mantiene vivo il palleggio. Touré va a mettergli pressione, vuole che Varrone si alzi per il blocco. Elia che poi accetta il cambio difensivo, meglio Valenti accetta il cambio difensivo, va a prendere in consegna Elia che viene invitato al tiro da 3 punti, ma lo sbaglia. Palla che scivola poi oltre la linea laterale per la rimessa in favore di Orzi Nuovi. Coach Crotti va a eseguire il suo primo cambio della partita. Esce Touré e con la canotta numero 17 c'è il primo ingresso in partita di Carlo Cantone, il play napoletano con un passato in Serie A, che ha Scafati, dove è stato compagno di squadra tra l'altro di Gigi Datome. Dunque prende posto in campo, in cabina di regia per Orzi Nuovi, che ha davvero una panchina profondissima e di altissima qualità. Qui errore dalla lunga, recupera il rimbalzo Varrone. Graviano lavora dal palleggio, Piunti va a prenderlo in consegna. Un mismatch interessante questo. Graviano decide di non lavorarci su. Ora prova la partenza in palleggio, si prende il tiro da 3, lo manda a segno Mauro Graviano, che non è assolutamente uno specialista dall'arco dei 6,75. Pensate, tira col 25% da 3 punti. In questo caso è riuscito ad andare a segno per il sorpasso Sustentu sul 12-11. 2,50. Rudy Valenti a lavorare contro Samoggia, prende il centro dell'area, la finta sul perno, la stoppata di Samoggia con recupero. Che giocata qui difensiva di Giuliano Samoggia. Dall'altra parte Graviano per Elia, poi dentro da Varrone contro Valenti, va a segno anche Davide Varrone. Momento della partita favorevole alla formazione di casa, che ora allunga nuovamente sul più 3. 14-11 ha segnato Varrone, ma un canestro questo che è scaturito soprattutto da quella giocata importantissima in zona difensiva da parte di Giuliano Samoggia. Scanzi dentro per Piunti, che lavora contro Elia, decide di non attaccarlo fino in fondo. Allora Orzi Nuovi con un secondo ora per il tiro. Scanzi si mette in proprio, alza la parabola, è sfortunato in questa circostanza. Allora parte la transizione della formazione di casa con Elia che lavora sul blocco di Varrone. Tiro da 3 punti per Elia, segno il Palamellano. Ora è una bolgia, più 6 Accademia sul 17-11 da 3 punti. Nicola Elia, grande impatto subito, mentre è pronto un doppio cambio per coach Crotti. Entreranno con il 13 Zambon e con il 9 Perego. Ora fischio arbitrale per sanzionare la difesa della formazione di casa. Scodavolpe è il colpevole, mentre pronto il cambio escono Piunti e Valenti nelle fila di Orzi Nuovi. Dalle parti del Sustentu invece è pronto Villani, esce Scodavolpe, anche lui gravato di 2 falli. Questa non è una gran notizia per coach Sassaro, che ora va a calmare il suo giocatore arrivato a gennaio dopo alcuni mesi di inattività lo scorso anno, fondamentale assieme a Bisconti per la salvezza della Virtus Valmontone nel girone C del campionato di Serie B. Qui Ruggero, buona la partenza in palleggio, ma Villani tiene. Ruggero deve andare fuori proprio per il nuovo entrato Perego, che sbaglia. Gran rimbalzo qui di Scanzi, non riesce a controllare, ma c'è Zambon. Allora tiene vivo Orzi Nuovi. Cantone ora a lavorare sul blocco proprio di Perego, tripla dall'angolo per Scanzi, primo ferro, sale altissimo qui Samoggia e parte il contropiede di Villani, che però non ha maglie amiche attorno a sé, decide comunque di attaccare il ferro, va a segno Villani con una hesitation iniziale, aveva fatto secco il suo diretto marcatore. E allora al Palamellano di Sestu, direi con grande sorpresa di tutti, a 1 minuto e 9 secondi dal termine del primo quarto, davanti c'è la formazione di casa di Otto Lunghezze sul punteggio di 19-11. Piccola pausa per noi. Deciso, compro quel divano là, c'è il market vicino, la scuola per i bambini e tutto. Sì, guarda, sono proprio convinta. Aspetta un attimo.
buongiorno, è in cerca di soluzioni? Prego. Allora, noi abbiamo due belle casette per lei. Una sta in via Genova, l'altra sta in via Campagna. Sono due soluzioni indipendenti. Buona giornata, no, non affidarti al tuo istinto, ma entra in Tecnoret. Si è appena concluso il time out chiamato da coach Alessandro Crotti per cercare di fermare un po' l'emorragia che l'Agri Bertocchi Orzinuovi sta accusando qui al Palamellano sotto di 8 lunghezze. Ora una formazione ospite sul 19-11, il Sustentu che, come spesso a dire il vero le è capitato contro formazioni di alta classifica su questo campo, ha avuto un approccio al match assolutamente aggressivo da verificare. Ovviamente la tenuta sui 40 minuti con Orzinuovi che ora però deve necessariamente cercare di sbloccarsi soprattutto in zona d'attacco e reduce da diversi attacchi abbastanza improduttivi. Ora ci prova Ruggero, buona la partenza, Villani lo svaligia per un istante, poi Cantone, errore da 3 punti, rimbalzo per il nuovo entrato nelle fila del Sustentu. Si tratta del numero 13 Guillermo Laguzzi, rientrato lo scorso sabato dopo una lunga assenza a causa infortunio. Qui gran circolazione dentro per Laguzzi, canestro con fallo, qui azione davvero bellissima da parte della formazione di casa. Di tocco il pallone per Samoggia che segna con il fallo, tiene bene il contatto, va a referto, attenzione perché c'è il più 10 Accademia ora sul 21-11, cambio nelle parti di Orzinuovi, esce Ruggero e torna in campo Touré. Allora difficoltà in regia e c'è bisogno anche di far rifiatare un po' Ruggero che va a prendere posto in panchina. In lunetta c'è invece Guillermo Laguzzi, 9,5 punti di media, il miglior stoppatore del girone, 1,2 di media partita, realizza anche il libero aggiuntivo il giocatore nativo di Hernando. Dall'altra parte Cantone con Laguzzi che accetta il cambio difensivo, poi Touré prova a prendere il centro dell'area, rischia palleggiando un po' troppo e poi Laguzzi che riesce a recuperare il pallone. Energia infinita ora per il Sustentu da 3 Villani, secondo ferro, probabilmente si poteva gestire con un po' più di calma questo pallone. Dall'altra parte predica calma invece Cantone a 10 secondi dal termine del primo quarto. Cantone, pallone dietro la schiena, poi in un angolo per l'ottima finta da parte di Perego che va a segnare in reverse. Canestro importante questo, soprattutto dal punto di vista del morale per Orzinuovi, che dunque si sblocca un po' da quell'impasse di cui vi avevamo parlato in precedenza. Ci sono ancora 4 secondi da giocare nel corso del primo quarto, allora ancora non è finita. Almeno questa sembra essere l'indicazione, è così. Il primo quarto non è ancora terminato, ci saranno 4 secondi per l'ultimo attacco del Sustentu. Vedremo come coach Sassaro deciderà di giocare questo ultimo possesso. Diamo un'occhiata anche al cammino delle due formazioni. Orzinuovi, come detto, prima in classifica, 42 punti, il bilancio parla di 21 vittorie, 4 sconfitte, 3 successi consecutivi maturati contro Piacenza, Vicenza e Padova. Padova in particolare battuta nell'ultimo turno con il punteggio di 69-54, 15 di Valenti, 12 invece personali per Touré, squadra che punta ovviamente a difendere il primato solitario conquistato domenica scorsa grazie anche allo scivolone inaspettato di Bergamo sul campo di Crema. Orzinuovi ovviamente formazione costruita per puntare dritta al salto di categoria, imbattuta dopo le finali di Coppa Italia che l'hanno vista cedere in finale contro Napoli di sole 2 lunghezze, 60-58 il finale. In precedenza erano state eliminate Montegranaro e Bisceglie. E allora tutto pronto per la ripresa del gioco, come detto in precedenza 4 secondi. Allora vediamo se il Sustentu riesce nell'impresa di realizzare la rimessa dal fondo che verrà eseguita da Villani. Palla subito per Nicola Elia, poi Graviano che ha spazio per prendersi un buon tiro, lo manda sul secondo ferro, ma la rimessa era stata ben eseguita anche in questo caso dalla formazione di casa che a sorpresa è avanti dopo i primi 10 minuti di gioco contro Orzinuovi con il punteggio di 22-13. Ora ancora una piccola pausa per noi, poi torniamo in diretta dal Palamellano. Vesalio, Monreale, Barracamana, il 65% delle transazioni è targato Tecnocarat.
mutuo, regolarità dell'immobile, certificazione energetica, assistenza notarile, ristrutturazione. Da noi Impromobile è chiave in mano. Dal terreno su cui fare casa alla villa dei sogni, non solo vendita, locazione, acquisto programmato e rintubato. E se stai pensando di vendere, la soluzione è nel nostro ufficio. Noi garantiamo certezza. Siamo tornati in diretta dal Palamellano, allora 22-13 e questo è il punteggio in favore del Sustento dopo il primo quarto di gioco. Uno sguardo ai quintetti: Graviano, Samoggia, Elia, Villani e Laguzzi per il Sustento, Touré, Zambon, Perego con il numero 3, nuovo entrato Fossati e poi Cantone per Orzinuovi. Questi i quintetti in campo. Rimessa assegnata ora al Sustento. Si sfidano quest'oggi, ricordiamo un tema interessante della partita, la miglior difesa del girone, quella di Orzinuovi, che concede appena 63,4 punti a partita, e il peggior attacco, quello meno prolifico del girone B del campionato di Serie B, quello del Sustento, con 62,9 punti realizzati a partita. Un tema questo che abbiamo analizzato anche nella copertina di presentazione con Alessandro Muzio, DS di Orzinuovi, e Marco Seggi, general manager del Sustento. Samoggia intanto da 3 a segno, Giuliano Samoggia, che nel corso di questo campionato sta tirando col 53,3% da 3, è il miglior realizzatore dall'arco di tutto il girone. Fissa ora il punteggio sul più 12, massimo vantaggio nella partita per il Sustento, 25-13. Fossati prende il centro dell'area, va poi da Perego, il tiro dall'angolo e un cross. Laguzzi insegue il pallone che viene poi recuperato in un secondo momento da parte di Graviano. Elia, cambio di mano, poi va dietro la schiena, Perego va a prenderlo in consegna, vuole palla a Samoggia, a lavorare molto bene contro Fossati, alza la parabola, va a segno, ha lasciato letteralmente sui blocchi Fossati con il giro dorsale maestoso. Giuliano Samoggia in gran forma anche quest'oggi, ha lasciato Orzinuovi. Lo scorso anno, dopo soli 6 mesi, si vociferava di qualche problema con coach Eli Antonio, magari avrà un po' anche il dente avvelenato. Giuliano Samoggia, protagonista di un ottimo avvio di partita. Intanto fallo a rimbalzo, Villani è andato ad allacciare un avversario, è pronto un cambio ancora per il Sustento con Graviano che esce e fa il suo primo ingresso in partita. Mirko Pilo, anche lui reduce da un periodo non felicissimo dal punto di vista fisico, anche lui però era tra i protagonisti del match contro San Vendemiano e ha saputo subito rendersi importante. Lui che è uno specialista offensivo, con un paio di canestri arrivati nel momento giusto della partita. Cantone per Touré, la circolazione di palla per Orzinuovi, ora dentro dalle parti di Perego che lavora contro Samoggia, ancora Samoggia con una gran difesa, chiude la visuale per il tiro di Perego e propizia l'errore. Elia dall'altra parte, è pronto Samoggia per il blocco, va a prenderselo Elia, si fa vedere Laguzzi, c'è Villani solo lungo la linea di fondo, viene ignorato però dai compagni. Samoggia vuole fare tutto da solo, va a sbagliare in questa circostanza, il rimbalzo offensivo è conquistato da Laguzzi, ancora con grande energia Guillermo Laguzzi che induce al fallo. Momo Touré aveva questo accoppiamento piuttosto difficile, l'ex giocatore tra l'altro anche campione d'Italia con l'Olimpia Milano nel 2013-2014, è andato a spendere il fallo che dovrebbe essere il primo della sua partita, anzi il secondo della partita di Momo Touré, che ora esce ed entra sul parquet. Ancora Scanzi con la canotta numero 16 invece della Agri Bertocchi. Orzinuovi, rimessa dal fondo già eseguita dal Sustento. Ora Elia, in uscita dei blocchi c'è Pilo che prova a lavorare proprio contro Scanzi, buono il gioco a due con Laguzzi, alza la parabola, va a segno cadendo all'indietro, è il suo marchio di fabbrica Mirko Pilo. Percentuali pazzesche nel corso di questo primo tempo per il Sustento che ora, attenzione, è avanti di 16, 29-13 il punteggio quando mancano 7 minuti e 48 secondi all'intervallo lungo. Cantone fuori in punta, prova a battere dal palleggio, ci riesce facilmente Pilo che è uno specialista in zona offensiva, molto meno in zona difensiva. Cantone più veloce con il cambio di mano, lo ha battuto ed è andato fino in fondo con la mano sinistra. Si alza ora il tifo del pubblico del Palamellano, Villani va dentro, rischia la palla persa che arriva poi contropiede solitario per Fossati che va a realizzare
il canestro del 17-29, mentre arriva un altro time out in campo. Stavolta a chiamarlo è stato coach Marco Sassaro, tecnico del Sustento. Scusi, è lei la calciatrice che ha fatto gol prima? Che ha vinto il premio? Complimenti. Complimenti. Complimenti, arrivederci. Deve applaudire e urlare chi vuole venire tutta l'estate! Ancora in diretta dal Palamellano, mini break ora per Orzinuovi, 4-0, e allora coach Sassaro è andato subito a correre i ripari, time out per cercare subito di lavorare sugli errori che sono stati commessi in precedenza. Intanto sentite probabilmente in sottofondo anche l'urlo, il coro di incitamento da parte del pubblico ospite. C'è una buona rappresentanza di tifosi giunti quest'oggi a sostenere la capolista del campionato, la Agri Bertocchi Orzinuovi, che come detto difende il primato e cerca in questa stagione il salto in Serie A2, sfuggito lo scorso anno dopo l'arrivo al primo posto a pari punti con Udine al termine della regular season, poi l'eliminazione in semifinale playoff per Mano di Bergamo 2 anni fa, invece quinto posto in regular season, scusate, poi eliminazione al primo turno invece di playoff per Mano di Montichiari. È arrivato un errore dalle parti del Sustento, nell'ultimo caso con Nicola Elia Cantone a lavorare sulla difesa di Laguzzi, mismatch che Cantone attacca con rapidità, con dinamismo e induce ovviamente al fallo il giocatore argentino. È il primo fallo della partita di Guillermo Laguzzi, rimessa dal lato in favore di Orzinuovi, che avrà 17 secondi a disposizione per trovare un tiro. Scanzi a eseguire la rimessa sotto lo sguardo attento di coach Crotti, un po' di difficoltà qui, si apre Zambon per ricevere il pallone, poi Fossati che attende l'uscita dei blocchi di Cantone, si va per il post basso di Scanzi che ha maggior tonnellaggio rispetto a Villani, uso sapiente del piede perno da parte di Scanzi che realizza il canestro del meno 10 ora in favore del Sustento sul più 10 ovviamente, 29-19 il punteggio. Pilo, un accoppiamento interessante con Zambon, vediamo se attacca il pitturato, va fuori per Elia, arresto e tiro meglio di Villani in questa circostanza, errore di Villani, il pallone che scheggia il ferro ed esce. Ha alzato il volume della radio in zona difensiva Orzinuovi, ora il Sustento fa molta più fatica nel trovare la via del canestro, doppio cambio, escono Villani ed Elia, entrano Graviano e con il numero 10 è tornato in campo Romeo Triofolo, ricordiamo gravato di 2 falli a questo punto del match. Cantone sulla pressione di Graviano, arriva dall'altra parte Scanzi, va a bloccare a sua volta Cantone, ancora in possesso del pallone in mezzo alle gambe, palla per Perego e poi dentro per Zambon, palla intercettata con un piede e allora ha riciclato il cronometro e palla ancora a disposizione della Agri Bertocchi mentre si prepara un altro cambio. Tornerà presto sul parquet Davide Varrone, vedremo chi andrà a uscire. Esce Laguzzi, non ha grande autonomia ovviamente Guillermo Laguzzi, che ha sofferto di un problema muscolare come detto per oltre un mese, deve un po' centellinare il suo impiego coach Sassaro, che ora lo richiama in panchina. Qui a un passo dal recupero di palla Mirko Pilo, non riesce però a completare il recupero della sfera, rimessa dal lato in favore di Orzinuovi, 24 secondi
per il tiro, Zambon per ora Fossati, esce in punta Cantone sul blocco di Zambon che poi rolla dentro, va ancora una volta incontenibile fino al ferro. Cantone che voleva un fallo, lo chiede a gran voce all'indirizzo degli arbitri, non viene accontentato, allora torna in singola cifra di svantaggio Orzi Nuovi dall'altra parte, errore per Pilo, ancora un tiro forse un po' affrettato qui per il Sustentus. Canzi dall'altra parte per Perego, punta Samoggia, gran giro dorsale da parte di Perego che poi scarica bene per Zambon, l'ex Virtus Roma a segno con il canestro che fa saltare in piedi tutta la panchina di Orzi Nuovi. Meno 6 per l'Agri Bertocchi, 29-26. Ora Pilo prova a ragionare, Samoggia vuole il pallone, è accoppiato con Perego, va dalle parti di Graviano, c'è Trionfo che vorrebbe palla in post contro Fossati, riceve in questo momento l'ex Montegranaro, gran giro dorsale anche per lui, appoggiandosi al vetro con la sua mano preferita, quella mancina, va a realizzare il punto del 31-23, più 8 Sustentu. Cantone ora si prende la tripla, secondo ferro, rimbalzone qui per Trionfo che poi sbraccia Fossati, va a commettere fallo secondo gli arbitri. Grande energia in questo inizio di partita anche per l'ala di Mesagne e torna sul parquet anche lui gravato di 2 falli, Dario Scodavolpe. Esce Pilo, protagonista di questo brevissimo, dunque primo ingresso in partita, 4 minuti 52 secondi al termine del primo tempo di gioco al Palamellano. Davanti c'è il Sustentu di 8 lunghezze sul 31-23 contro la capolista del campionato, la Agri Bertocchi Orzi Nuovi. Partita questa che vi stiamo offrendo in diretta streaming sulla nostra pagina Facebook, quella di Directa Sport Live TV. Una diretta che apre una settimana che sarà intensissima sui nostri schermi, che proseguirà poi con il basket di Serie A2 femminile, Virtus Cagliari, Cus Cagliari, San Salvatore Selarus impegnate sui nostri schermi, e poi il grande futsal maschile. C'è tanto insomma che bolle in pentola su Directa Sport, la TV dello sport sardo. Intanto fallo in attacco, palla persa dal Sustentu che prosegue in questo momento di sterilità in zona offensiva. Staffetta tra lunghi per coach Crotti, esce Zambon, torna sul parquet Rudy Valenti, e gli appassionati del basket sardo ricorderanno anche nelle vesti di avversario quando indossava la canotta della Vanoli Soresina. Ottenne con la formazione allenata allora da coach Cioppi la promozione in Serie A1, battendo la Dinamo Sassari per 3-1 in una Vanoli formato stellare. Si impose in una decisiva gara 4 al Palaserra di Migni con 12 punti proprio di Rudy Valenti, che qui va a recuperare il rimbalzo. Dall'altra parte Cantone sul blocco proprio di Valenti, Graviano accetta il cambio, tanto arriva il fallo commesso proprio da Graviano se non ho visto male, mentre c'è un doppio cambio per Orzi Nuovi con Cantone e Fossati che escono ed entrano sul parquet Ruggero e Touré. Secondo fallo della partita anche di Mauro Graviano, deve stare attento dal punto di vista l'amministrazione disciplinare il Sustentu. Touré a lavorare dal palleggio, Graviano fa prenderlo in consegna, poi Valenti per Ruggero, prova a prendersi un buon corridoio di penetrazione, Ruggero che poi scarica all'ultimo istante per Perego. C'è il fallo su Perego, sta trovando tanti falli Orzi Nuovi a questo punto della partita. È pronto un altro cambio con Trionfo che è andato a commettere il suo terzo fallo della partita. Allora esce nuovamente Trionfo, lo ha un po' rischiato coach Sassaro, non è stato fortunato in questa circostanza. Esce Trionfo, presumibilmente non lo vedremo più protagonista nel corso di questo primo tempo. In lunetta c'è Perego con il bonus ovviamente già speso dal Sustentu, primo libero a segno per Perego, giocatore che fa 2 su 2, che nel corso di questa stagione sta realizzando 8,5 punti di media con 4,5 rimbalzi e 1,2 assist. Queste le cifre di Perego, giocatore di grande esperienza. Press intanto per Orzi Nuovi con l'Accademia che ne viene fuori bene. Scodavolpe ora a lavorare dal palleggio contro Perego, Samoggia per un attimo anticipato da Ruggero, qui lavora bene col perno, Samoggia sbaglia però la conclusione in avvicinamento, tiene vivo Scanzi, parte il contropiede ora di Orzi Nuovi con Ruggero, la palla in angolo per Perego, il tiro sbagliato, si lotta a rimbalzo con Valenti che come un giocoliere riesce a tenerla lì, garantisce il possesso ma solo per un attimo, finisce poi
per le terre. Valenti, non c'è fallo secondo gli arbitri. Scodavolpe già dall'altra parte, mano sinistra per lui. Valenti va a prenderlo in consegna, ma Scodavolpe aveva già chiuso il palleggio, ora lo recupera. 10 secondi per il tiro del Sustentus. Scodavolpe mano sinistra, arresto e poi lo scarico per Graviano, linea di fondo per Graviano, palla in angolo per Elia, fa saltare Touré da 3 punti Elia, secondo ferro, rimbalzo offensivo importantissimo per Samoggia che la tiene lì in allontanamento anche Samoggia. Il canestro però è stregato a questo punto del match per il Sustentu, che mantiene comunque 6 lunghezze di vantaggio sul 31-25. 2:35 per chiudere il primo tempo. Touré con la mano destra va fuori per Valenti che ha tanto spazio, decide di prendere il tiro da 3, lo manda a segno Rudy Valenti, esplode la panchina di Orzinuovi. -3 per l'Agri Bertocchi, 31-28 il punteggio. L'Accademia, che lo ricordiamo nel corso di questo primo tempo ha avuto anche 16 lunghezze di vantaggio, un margine che non ha spaventato però Orzinuovi. Qui va a prendersi anche il fallo in attacco di Graviano con un altro fischio che arriva. Vediamo se c'è stata la sanzione di fallo tecnico con Elia e Samoggia che ora vanno a protestare all'indirizzo del primo arbitro. Ancora prolungate le proteste di Elia. Dicevamo fallo in attacco, sfondamento per Graviano a 2 minuti e 12 secondi dal termine del secondo quarto di gioco. E le sentite in sottofondo, proseguono le proteste del pubblico di casa. Probabilmente è arrivato, è così, un fallo tecnico all'indirizzo di Giuliano Samoggia, secondo fallo della partita anche per lui. E allora Ruggero in lunetta segna il tiro libero. Ruggero, mentre è pronto il cambio con Villani che rileva Graviano, un po' frustrato, un po' nervoso. Graviano, qualche non fischio di troppo secondo la formazione di casa a questo punto della partita. Orzinuovi che può lavorare con il possesso aggiuntivo gestito ora da Touré. -2, 31-29. Ora il pallone della parità o del possibile sorpasso per la Agri Bertocchi, che lavora con Scanzi in post contro Elia, lavora dal palleggio, poi alza la parabola a segno. Che canestro qui per Andrea Scanzi con la mano mancina. Parità a quota 31, parziale aperto ancora per Orzinuovi che ha ripreso l'Accademia sopra anche di 16. Lo ripetiamo nel corso di questo primo tempo. Qui Samoggia fuori per Villani da 3 punti, a segno, pesca il jolly Fabio Villani, che non è uno specialista dall'arco ma che di tanto in tanto ama prendersi questo genere di conclusioni. Qui va a segno probabilmente nel momento più difficile finora per il Sustentu da 3 Fabio Villani, qui in allontanamento ancora Scanzi, che mano, -1 Orzinuovi. 34-33, 1:15 per chiudere il primo tempo. Ora Scodavolpe a condurre le operazioni in zona d'attacco per il Sustentu, ha chiamato lo schema 1. Samoggia tiene palla in punta, poi attacca improvvisamente Ruggero dietro schiena, poi palla fuori per Scodavolpe fino in fondo. Scodavolpe a realizzare con la sua arma principale, attaccare il canestro partendo dal palleggio. Scodavolpe a segno per il +3 Accademia, 36-33. Ora Scodavolpe contro Ruggero, palla che Piunti non può tener lì e allora dovrebbe essere stato chiamato un time out in campo con le due formazioni che si avvicinano alle rispettive panchine. 43 secondi e mezzo ancora da giocare al Palamellano, +3 Accademia, 33-36 il punteggio. Torniamo in diretta dal Palamellano di Sestu, 43 secondi e mezzo ancora da giocare nel corso del terzo quarto. Momento della partita cui l'inerzia è sicuramente nelle mani della Agri Bertocchi Orzinuovi, che è riuscita a riprendere il match sul 31 pari dopo essere stata sotto anche di 16. L'Accademia dall'altra parte è andata a realizzare con una tripla di Fabio Villani, che per il momento le permette dunque di essere ancora davanti di 3 lunghezze sul 36-33. Elia si porta nella zona delle operazioni, pronto a eseguire la rimessa, si smarca Scodavolpe, Scanzi va subito a mettergli pressione
Scodavolpe ancora a chiamare lo schema 1, chiama vicino a sé Villani, gli consegna il pallone, poi il blocco di Samoggia che si apre, ancora Scodavolpe in linea di fondo, poi lo scarico per Varrone che non si completa, palla in angolo un po' difficile ancora per Scodavolpe, qui attaccato da Piunti, l'ultimo a toccare il giocatore in canotta numero 2, allora rimessa dal lato ancora per l'Accademia con 7 secondi per trovare un tiro. Elia sul pallone, un'occhiata dentro, Samoggia cerca di smarcarsi, va a trattenerlo Piunti e allora fallo ancora per Piunti, il giocatore classe 1990, 2,05 m, 24 per lui nella partita d'andata vinta da Orzinuovi con il punteggio di 87-59, rimessa dal fondo per Scodavolpe, palla dentro subito per Villani che aveva guadagnato un buon vantaggio rispetto al suo avversario diretto, in questa circostanza si trattava di Cantone, rimessa dal fondo ancora per la squadra in maglia bianco-blu, palla ora fuori per Villani, riceve Elia accoppiato con Fossati, il consegnato per Scodavolpe, ancora con Fossati che va a prenderlo in consegna, 6 secondi, ora 5 per il tiro di Scodavolpe, gran palla sotto per Villani, il ritmo da 3 Samoggia che sbaglia però la conclusione dall'arco, rimbalzo conquistato da Cantone, ora Orzinuovi che lavorerà col cronometro, Cantone in possesso del pallone, 3 secondi per il tiro, Cantone con uno scarico un po' difficile qui per Valenti che cerca di buttare in campo il pallone, non ci riesce in tempo utile, allora si va al riposo lungo con il Sustentu che conserva quel bottino di margine, quel bottino di vantaggio di 3 punti, 36-33 il punteggio, un'occhiata alle statistiche, 7 punti a testa per la formazione di casa, per Trionfo e Samoggia, sono 5 invece per Villani e 4 per Varrone, dall'altra parte nelle fila di Orzinuovi il miglior realizzatore è Scanzi con 9 punti personali, alle sue spalle ci sono Valenti con 5 e poi 4 a testa per Cantone e Perego, è tutto per il collegamento per quanto riguarda questo primo tempo di gioco dal Palamellano di Sesto, ma rimanete ovviamente su Directa Sport Live TV, tra poco torneremo in diretta pronti a raccontarvi il secondo tempo di Sustentu Sestu Agribertocchi Orzinuovi. Torniamo in diretta dal Palamellano di Sestu quando sta per iniziare il secondo tempo tra Sustentu e Orzinuovi, 26esima giornata del campionato di Serie B 2016-2017. Dopo l'intervallo la formazione di casa è avanti di 3 lunghezze sul 36-33. Andiamo a dare un'occhiata anche a quello che sta succedendo sugli altri campi, ci sono degli altri risultati a sorpresa. Scandiano all'intervallo è avanti su Padova per 38-34 e attenzione anche a un altro risultato a sorpresa che sicuramente farà piacere ai tifosi di Orzinuovi. Vicenza avanti su Bergamo al 13esimo, dunque partita iniziata da poco più di un quarto, per 25-19. Poi Lecco avanti su Desio all'11esimo per 22-16. Iseo perde in casa contro Piacenza al 13esimo per 24-31 e poi 100 avanti su Costa Volpino per 21-19 al 12esimo minuto di gioco, partita che era iniziata subito. Touré a segno dall'arco, parità subito con il canestro da 3 punti realizzato da Momo Touré. Ha accelerato il giocatore ex Olimpia Milano, tra le altre anche Varese, qui ha conquistato una Coppa Italia. Mohamed Touré
poi dall'altra parte il Sustentu prova a rispondere, Villani fuori per Scodavolpe, attacca Scanzi con la mano sinistra, prende la linea di fondo, cerca uno scarico poi non è semplice all'indirizzo di Varrone, Piunti per Touré e in ritmo ancora dall'arco Momo Touré, stavolta il suo tiro è corto ma Ruggero può comodamente recuperare il pallone e mandare a segno la seconda tripla in fila, entrando in questo terzo quarto per Orzinuovi che dopo un'eternità allora torna davanti nel punteggio sul 39-36. Prima Touré, poi Ruggero a segno dall'arco, Samoggia dall'altra parte prova a risolverla da solo, Piunti ci mette un piede e allora interruzione arbitrale per assegnare il possesso al Sustentu e per riciclare il cronometro dei 24 secondi. Ora ce ne sono 14 per il tiro del Sustentu. Elia per Scodavolpe, l'anticipo di Scanzi, linea di passaggio troppo pigra e poi Scanzi recapita il canestro del 41-36 in favore di Orzinuovi, parziale aperto di 8-0 per la Agri Bertocchi entrando in questo terzo quarto, mentre il pubblico di casa prova a dare una mano ai propri beniamini. Ora Elia accoppiato con Ruggero va in angolo per Scodavolpe e cerca di lavorare dal palleggio contro Piunti, in ritardo lo scivolamento difensivo di Piunti, anche se gli arbitri assegnano il pallone a Orzinuovi, si era trascinato il pallone oltre la linea di fondo, in questo caso il giocatore nativo di Latina. Allora con l'inerzia ancora saldamente nelle mani Orzinuovi si presenta nella metacampo offensiva, Piunti per Scanzi con la mano sinistra, Scanzi poi Valenti che fa circolare all'indirizzo di Ruggero, si va a vedere Piunti, il pallone dentro ancora per Valenti, ottima la finta e la partenza in palleggio contro Varrone che però recupera molto bene la posizione difensiva in questo caso. Elia dall'altra parte contro Ruggero, ancora Elia che mantiene vivo il palleggio, va da Samoggia, perso dalla difesa di Orzinuovi, ma Varrone dopo l'errore riesce a recuperare il rimbalzo. Ora Varrone vuole palla al centro dell'area, cerca di girare sul perno contro due avversari, manda per aria il tiro e lo sbaglia, rimbalzo conquistato da Scanzi. Ora prova a correre Touré nell'attacco di Orzinuovi contro Villani, il giro sul perno, poi Touré con il tiro in allontanamento, errore, rimbalzo per Scanzi e ancora extra possesso per Orzinuovi con Ruggero che ora chiama lo schema corner in mezzo alle gambe. Ruggero accoppiato con Scodavolpe va da Piunti che si prende il tiro dall'angolo, assegno parziale di 10-0 ora per meglio di 10-3, anzi di 10-0 scusate, e questo è il parziale aperto in favore di Orzinuovi con coach Sassaro che deve andare a chiamare time out. Per parlare un po' con i suoi ragazzi, il punteggio ora sul tabellone del Palamellano viene aggiornato e allora è così, parziale di 10-0 il terzo quarto che era iniziato con l'Accademia in vantaggio di 3 lunghezze sul 36-33, poi subito 2 triple, la prima di Touré, la seconda di Ruggero, hanno spianato la strada, questo vantaggio in favore ora della Agri Bertocchi con il punteggio di 43-36. Termina il time out chiamato da Marco Sassaro, tecnico dell'Accademia, per cercare di fermare un po' l'emorragia. 7 minuti e 21 secondi al termine del terzo quarto, l'Accademia che ha prodotto un grande sforzo, soprattutto, o meglio, nei primi 20 minuti di partita, soprattutto nei primi 15, direi che poi a questo punto del match sta finendo un po' con il pagare quello sforzo. Ora zone press per Orzinuovi, l'Accademia riesce a oltrepassare in tempo utile la linea di metacampo, Laguzzi che è tornato in campo, serve Scodavolpe, Elia in ritmo da 3 punti, primo ferro, Laguzzi prova a salire a rimbalzo, più in alto di lui però va Valenti, poi si lancia sul pallone, Villani non riesce a recuperare il pallone, strappa comunque gli applausi del pubblico e ora anche coach Crotti va a sollevarlo, a dargli il 5, rimessa dal lato in zona difensiva in favore di Orzinuovi. 7 minuti e 1 secondo per chiudere il terzo quarto di gioco. Orzinuovi ora in vantaggio con questo parziale aperto di 10-0 entrando nel terzo quarto di gioco. Scanzi è pronto a eseguire la rimessa, intanto c'è qualcosa da sistemare al tavolo degli ufficiali di campo. Ricordiamo anche quelli che sono i prossimi impegni
di queste due formazioni, il Sustentu Sesto che sarà impegnato ancora contro una formazione d'alta classifica, ovvero la Gimar Lecco, mentre invece Orzi Nuovi riceverà la visita di Crema. Tutto pronto ora per l'esecuzione della rimessa da parte di Andrea Scanzi. Si alza ancora il volume del tifo qui al Palamellano, mentre Touré lavora dal palleggio. Valenti si fa vedere, riceve molto bene, e allora è il parziale di Orzi Nuovi che diventa di 12-0. Ottimo gioco a due qui sull'asse Touré Valenti, 45-36 più 9 Orzi Nuovi. Villani che si fa vedere, riceve il consegnato di Samoggia, ancora Villani fuori per Elia, non è riuscita ancora ad andare a segno nel corso di questo terzo quarto l'Accademia, che ora fatica ancora. 5 secondi per il tiro, Samoggia cercava la ricezione profonda contro Valenti che era andato per l'anticipo, fallo del giocatore in canotta numero 8, dunque possesso ancora assegnato ai Pirati per una rimessa dal fondo che verrà eseguita da Dario Scodavolpe. 14 secondi ancora per il tiro, Scodavolpe fuori per Laguzzi che tiene lì il pallone, serve Elia, va a prenderlo in consegna Ruggero, poi lavora dal palleggio Scodavolpe sul blocco di Laguzzi che poi vuole palla in post medio contro Piunti, lavora dal palleggio, la finta, poi il giro sul perno di Laguzzi, ottimo, appoggiandosi al vetro. Allora finalmente il Sustentu riesce ad andare a segno nel corso di questo secondo tempo, bloccato questo parziale che era diventato di 12-0 in favore della Agri Bertocchi. 45-38 il punteggio. Touré ora a lavorare spalle a canestro contro Villani, il tiro in allontanamento, errore, grande imbalzo qui di Piunti che commette però l'errore di mettere palla per terra in mezzo a una selva di maglie bianco-blu. C'è la palla contesa e la regola del possesso alternato che premia il Sustentu Sesto, che potrà dunque riportare il pallone in zona d'attacco. Piunti qui va a spiegarsi con Valenti, ancora zone press per Orzi Nuovi, stavolta Elia però riesce a condurre il pallone in zona offensiva senza problemi. Scodavolpe ora dà un'occhiata a Villani che riceve in questo istante, è accoppiato con Touré, arriva il blocco di Samoggia, mano sinistra per Villani, lo scarico buono per Laguzzi che va su forte, ancora 2 punti a firma di Guillermo Nicolas Laguzzi. Attenzione a Sustentu che non ha ancora staccato la spina, è lì sotto di 5, 45-50 il punteggio, 4 punti in fila per l'ex giocatore di Tolentino. Scanzi da 3 subito a spegnere gli entusiasmi del Palamellano. Scanzi in uscita dai blocchi, letale, 48-40. Scanzi che è anche il miglior realizzatore nelle fila di Orzi Nuovi. Qui Scodavolpe arresta il tiro alzando la parabola, c'era forse un contatto sulle sue braccia al momento del tiro, non hanno ravvisato nulla agli arbitri. Allora Piunti dall'altra parte ancora a realizzare con un comodo sottomano, più 10 Orzi Nuovi, 50-40. Scodavolpe qui per Samoggia, un passaggio quasi da football americano, ha letto bene ancora la difesa di Orzi Nuovi. Qui Valenti lungo la linea di fondo, il fallo di Scodavolpe quasi al limite dell'antisportivo, è andato a trattenere in maniera molto vistosa il giocatore dell'Accademia, che ha commesso così il terzo fallo della sua partita. Intanto esce Touré ed entra in campo Cantone nelle fila di Orzi Nuovi, esce anche Scodavolpe con problemi di falli, sono 3, lo ricordiamo, nella sua partita, ed entra in campo con la canotta numero 4 Mauro Graviano. Un'occhiata alle statistiche non appena ci sarà possibile, mentre c'è Rudy Valenti in lunetta, 11 per Scanzi che è il miglior realizzatore della partita. In lunetta c'è Valenti che ha sbagliato il primo libero. Valenti classe 80, sta viaggiando a 9,7 punti, 5,7 rimbalzi, tiri liberi col 74%, qui fa 1 su 2, giocatore nativo di Fabriano con grande esperienza, tante promozioni anche con la Reggiana, poi una finale con la Capo d'Orlando di coach Pozzecco, esperienza in Serie A con Cantù tra le altre. Qui altra palla persa, tripla dall'angolo per Scanzi, ancora a segno, letale Andrea Scanzi, 14 nella sua partita, 4 su 7 da 2, 3 su 4 da 3 punti, davvero un fattore importantissimo Andrea Scanzi. Dall'altra parte il Sustentu sotto di 14 ora
cerca una reazione, Graviano cerca di prendere il centro dell'area, fuori per Villani, da 3 punti Villani, non riesce ad andare a segno nemmeno in questo caso Fabio Villani, allora sta perdendo contatto il Sustento di fronte all'accelerazione di Orzinuovi, che qui però va a commettere fallo in attacco con il blocco irregolare commesso da Rudy Valenti sul lavoro dal palleggio da parte di Cantone. Finisce per terra Laguzzi, è andato lui a subire il fallo, doppio cambio, escono Villani e Laguzzi, entrano in campo Pilo e Trionfo nelle fila del Sustento, rimessa dal lato sarà appannaggio di Nicola Elia. 3 minuti e 47 secondi dal termine del terzo quarto, palla un po' difficile qui per Graviano, Elia si lamenta all'indirizzo dei compagni, nessuno era andato ad aiutare sulla rimessa. Pilo ora accoppiato con Cantone, poi Trionfo per Graviano, il blocco di Elia per l'uscita di Samoggia che però non va verso Graviano, Graviano contro 2, cerca uno scarico difficile per Trionfo, iniziativa dal palleggio, Piunti commette l'errore di andare a cercare il pallone e allora fallo per il giocatore in canotta numero 2 che uscirà ora dal campo. Al suo posto ci sarà Perego con la canotta numero 9, Perego finora a segno con 4 punti in questa partita, 2 su 2 ai liberi, 1 su 4 dal campo per lui. 3:26 per chiudere il terzo quarto, sopra di 14 Orzinuovi, consegnato di Trionfo per Pilo, la partenza in palleggio, Pilo che qui è sfortunato, pesta inavvertitamente la linea laterale al momento della partenza e allora assegnata la sfera ora a Orzinuovi che può, dopo questo grande sforzo nel corso di questo terzo quarto, cercare magari di gestire un po' questo momento favorevole all'interno della partita. Ruggero subito, non ci pensa 2 volte, spara da 3, è sfortunato ma Valenti prende ottimamente posizione a rimbalzo di tocco il canestro di Rudy Valenti, 12 punti nella sua partita, anche lui importante, anche 3 rimbalzi per Rudy Valenti. Qui Graviano in angolo per Elia, anche lui spara da 3, segna e regala ossigeno al Sustento. Nicola Elia, dall'altra parte Ruggero, non lo prende nessuno, anche Ruggero spara, non si fa pregare. Antonio Ruggero, l'ex Silver Porto Torres tra le altre, a segno con il canestro del 59-43 più 16 Orzinuovi, massimo vantaggio ritoccato all'interno di questa partita e arriva in doppia cifra anche Ruggero con 10 punti, 3 su 5 da 3, 1 su 1 ai liberi. Queste le cifre di Ruggero. Trionfo, la finta, la partenza in palleggio contro Valenti, alza la parabola, sbaglia però Romeo Trionfo, voleva un fallo, un po' di frustrazione oltre che di stanchezza ora nelle gambe dei Pirati, che hanno prodotto sabato scorso su questo campo un grande sforzo per cercare di avere la meglio della Racker San Vendemiano in un fondamentale incontro salvezza. Dall'altra parte Orzinuovi che sta lavorando molto molto bene col tiro da fuori a questo punto del match e ora a questa gara del tiro da 3 punti si iscrive anche Cantone, a segno per il canestro del 62-43. Che terzo quarto per la Agri Bertocchi, che ora è saldamente in controllo delle operazioni sul più 19. Pensate, ha iniziato sotto di 3 il terzo quarto Orzinuovi, ora è sopra di 19. Intanto altro cambio, entra Fossati, esce Scanzi, gran protagonista di questo match, miglior realizzatore con 14 punti. Tanto rientrerà Laguzzi con il Sustento che sta subendo anche sotto le planche. Esce Elia, occhiata le statistiche per quanto riguarda il tiro da 3 punti, 10 su 20 per Orzinuovi in questa partita, sono 6 su 16 invece per il Sustento. Graviano che lavora dal palleggio, il blocco di Laguzzi, deve affrettarsi Graviano allo scadere di 24 secondi, spara sul primo ferro, rimbalzo conquistato da Perego che consegna poi il pallone nelle mani di Cantone, mentre è già pronto Zambon per il cambio. Cantone, palla in mezzo alle gambe, c'è il mismatch con Laguzzi, si va da Perego e poi Valenti che aveva ottima posizione vicino al canestro contro Graviano. C'è il fallo in attacco però, allora palla assegnata al Sustento, mentre entra in campo Zambon, esce proprio Valenti, rimessa dal fondo che verrà eseguita ora da Giuliano Samoggia, che dopo quel gran primo quarto si è un po' fermato, è fermo a 7 punti, 2 su 5 da 2, 1 su 4 da 3, 6 rimbalzi complessivi per lui. 1 minuto 13 secondi al termine del terzo quarto. Orzinuovi che ha praticamente già messo le mani su questo incontro
vuole difendere la vetta che possiede con 42 punti, 21 vittorie, solo 4 sconfitte in stagione per la Agri Bertocchi. Ora trionfo contro Zambon, ha un buon vantaggio qui in termini di rapidità, ovviamente contro il suo avversario non riesce a sfruttarla. Romeo trionfo, qui si va per possesso di Cantone contro Graviano, poi palla fuori per Perego, iniziativa qui di Ruggero, gran palla poi per Cantone, fa saltare Pilo, si prende il tiro da 3 punti, a segno ancora Carlo Cantone, sta dando spettacolo in questo terzo quarto. Orzi Nuovi ora sul più 22, 65-43, e questo è il punteggio, il parziale del terzo quarto, recita un impietoso 29-7 più 22 Orzi Nuovi. Intanto Pilo ci mette il tiro da 3 punti, un'altra specialità della casa, e allora il Sustentu che si porta a quota 46 punti segnati. Cantone ancora a segno col buzzer beater, Carlo Cantone, e allora al 30esimo Orzi Nuovi è avanti sul Sustentu Sesto con il punteggio di 68-46 più 22, dopo che Orzi Nuovi aveva chiuso sotto di 3 il secondo quarto. Impressionante prova di forza della capolista qui al Palamellano. Ora ancora una pausa pubblicitaria per noi, poi torniamo in diretta. Vesalio, Monreale, Barracamanna, il 65% delle transazioni è targato Tecnocard. Mutuo, regolarità dell'immobile, certificazione energetica, assistenza notarile, ristrutturazione. Da noi il tuo immobile è chiave in mano. Dal terreno su cui fare casa alla villa dei sogni. Non solo vendita, locazione, acquisto programmato e rintubato. E se stai pensando di vendere, la soluzione è nel nostro ufficio. Noi garantiamo certezza. Palamellano di Sesto, ci sono Cantone, Zambon, Fossati, Perego e Ruggero. Per coach Crotti, dall'altra parte il Sustentu che schiera Samoggia, Graviano, Pilo, Laguzzi e Trionfo. Tutto pronto, dicevamo, per l'inizio del terzo quarto, parziale di 35-10 per Orzi Nuovi nel corso del terzo quarto, un più 25 che ora permette alla formazione di ospite di comandare agevolmente le operazioni sul più 22, 68-46, anche se Laguzzi non si vuole arrendere, va a recuperare con grande foga, con grande carica agonistica questo pallone. Serve poi Pilo che lavora dal palleggio contro Perego, va dentro, prende il centro dell'area, stoppato però Pilo, c'erano tanti centimetri in quel pitturato, non è riuscito a mandare per aria il tiro Mirko Pilo. Cantone dentro per Perego, c'è stato per un attimo l'anticipo da parte di Samoggia, poi Laguzzi che ancora si tuffa sul pallone, a prescindere da come andrà, da quello che sarà l'esito finale dell'incontro, merita applausi l'applicazione di Guillermo Laguzzi, reduce da grandi problemi muscolari nel corso dell'ultimo mese e mezzo, anzi praticamente 2 mesi, con grandi problemi per lui. Quest'oggi ha gettato il cuore oltre l'ostacolo. Torniamo in cronaca diretta, qui anche Pilo va a sporcare questa linea di passaggio, riesce solo però a toccare il pallone. 9-12 per chiudere l'incontro, sempre più 22 Orzi Nuovi in virtù di un terzo quarto stellare da 35-10 di parziale. Perego prende il centro dell'area, tiro in allontanamento molto corto, Trionfo recupera il pallone, prova a lanciarsi dall'altra parte del campo, coast to coast per Trionfo che è sfortunato in questa circostanza, azione classica questa da parte di Trionfo. Dall'altra parte Cantone che lascia sui blocchi Graviano con il cambio di mano, c'era forse un fallo sul numero 17 di Orzi Nuovi, non viene però ravvisato dagli arbitri, rimessa dal fondo per la Agri Bertocchi. L'ultimo a toccare è stato un giocatore del Sustentu. 8-54 per chiudere i giochi qui al Palamellano, la rimessa di Ruggero fuori per Cantone,
poi dall'altra parte esce Ruggero che però non può ricevere, si va dalle parti di Fossati, trionfo, sporca il pallone che è ancora in possesso però di Ruggero, Zambon vorrebbe palla, Ruggero comodo, arresto e tiro vincente anche in questo caso. E ora il Sustentu che inizia a dare qualche segnale di cedimento anche dal punto di vista difensivo, meglio già lo aveva dato abbondantemente nel corso del terzo quarto. Ora le facce non sembrano essere però convinte come prima in zona difensiva. Qui Pilo trova altri 2 punti, 70-48 il punteggio. Ruggero con il consegnato per Cantone, poi Laguzzi, è encomiabile il suo sforzo difensivo, permette questo recupero di palla da parte di Pilo, mentre è pronto sul cubo dei cambi Touré per Orzinuovi. Ora Pilo con qualche problema sulla pressione di Ruggero, mano destra per Pilo, prova a prendere il centro dell'area, va a realizzare ancora Mirko Pilo con grande cuore. Coach Crotti osserva i suoi, non vorrebbe la tensione si allentasse a questo punto della partita, manca ancora tantissimo. Più 20 Orzinuovi, qui banale palla persa. Allora stavolta sì, coach Crotti va a chiamare il time out, ha visto un pericoloso abbassamento di tensione da parte dei suoi ragazzi qui con una banale palla persa, malinteso, con Fossati protagonista questa circostanza. Allora time out sul più 20 Orzinuovi, 70-50, 7 minuti e 40 secondi al termine del match. Terminato il time out, allora torniamo in diretta dal Palamellano. Orzinuovi con le mani sul successo, 70-50, più 20 in favore della formazione lombarda che ora difende. Un po' qualche sbavatura di troppo, coach Crotti ha chiesto un time out. Samoggia attacca subito forte, Perego va fuori poi dalle parti di Piro, costretto a indietreggiare sulla pressione di Cantone, prova il gioco a 2 ancora con Samoggia, buono il giro sul perno di Samoggia, buona anche la palla dentro per Laguzzi, attaccato in maniera irregolare da parte di Fossati. Allora il Sustentu che dà ancora i segnali quantomeno di orgoglio all'interno di questo match. Laguzzi invitato in lunetta con 2 liberi, Guillermo Nicolas Laguzzi, giocatore esperto, pensate classe 1982, che solamente quest'anno ha fatto il suo esordio nel campionato di Serie B per problemi ovviamente burocratici. Non aveva fino a questo momento potuto assaggiare i campi della Serie B, lo ha fatto a partire da quest'anno, si sta comportando egregiamente, come detto miglior stoppatore del girone B del campionato di Serie B, qui fa 2 su 2 dalla lunetta, 70-52, Fossati, il pallone poi fuori per Touré sulla pressione di Graviano, Piunti va dentro, è solo ma non viene servito da Zambon che preferisce andare dalle parti di Cantone, prende il centro dell'area, poi lo scarico fuori per Perego che viene però derubato del pallone. E allora ci crede ancora il Sustentu, questa che sarebbe un'autentica impresa. Ora sbaglia Samoggia, ma aveva bisogno di un tiro in brevissimo tempo la formazione di casa. Cantone ora ferma il palleggio, il fallo che in questo caso è stato commesso da Graviano su Touré che cercava di prendere posizione vicino a canestro. Fallo del play del Sustentu, dovrebbe essere il quarto della sua partita. Andiamo ora la segnalazione degli ufficiali di campo, è così, quarto fallo per Graviano. Il pubblico che non è d'accordo va un po' a beccare la coppia composta dai signori Nicola Tammaro di Gifone Vallepiana, provincia di Salerno, e Stefano De Bernardi di Torino. Rimessa dal fondo per Cantone a 6 minuti e 47 secondi dal termine. Fossati per Touré, poi esce dall'altra parte ancora Cantone, il blocco di Perego che poi si apre, Cantone da 3 punti, secondo ferro, gran rimbalzo qui da parte di Fossati che sale in cielo, gran livello fisico ovviamente parte di Orzinuovi che sovrasta dal punto di vista dei centimetri il Sustentu praticamente in ogni ruolo. Comodo arresto e tiro per Cantone a segno con altri 2 punti. Allora andiamo ancora a vedere le statistiche aggiornate fornite dalla Lega Nazionale Pallacanestro. Cantone che sale a 15 punti segnati nella sua partita dall'angolo. Samoggia ancora un errore, trionfo che ci crede, stavolta riesce ad andare a segno. Coach Crotti che si lamenta all'indirizzo dei suoi giocatori, gli dice avete concesso 3 rimbalzi praticamente là sotto, e ora manda bonariamente al diavolo i suoi ragazzi. Qui palla dentro per
Zambon che ha un buon accoppiamento con Trionfo, non riesce però ad andare al tiro. Cantone per Fossati, poi la palla intercettata da Pilo e allora il Sustentu che può ripresentarsi in zona d'attacco per cercare di ricucire ancora questo margine di svantaggio che comunque è ancora molto ampio. Samoggia in allontanamento, trova il fallo di Perego e potrà andare in lunetta con 2 liberi Giuliano Samoggia. Lo scorso anno per lui parentesi in maglia Orzinuovi, da luglio a gennaio. Intanto cambio, esce Cantone, gran protagonista di questa seconda fase del match, e dentro un altro protagonista come Andrea Scanzi. È uscito intanto Pilo, dall'altra parte ed è entrato invece Fabio Villani. Dicevamo Giuliano Samoggia, lo scorso anno Orzinuovi, poi a metà anno ha lasciato la formazione lombarda per trasferirsi a Piacenza. Ancora un anno, poi da gennaio a gennaio praticamente, perché nel gennaio 2017 è approdato all'Accademia Sustentu, con cui sta viaggiando a cifre stellari, 20,1 punti, 8,1 rimbalzi di media. Qui altra palla persa da Orzinuovi che rischia davvero di aver staccato la spina un po' troppo presto all'interno di questa partita. Qui Varrone che è tornato in campo, si prende il semigancio, lo sbaglia, sfortunato qui il pivot genovese. 72-56 quando stiamo per entrare nella seconda metà dell'ultimo quarto di gioco. Touré prova a battere dal palleggio, ci riesce, Graviano fa su con forza ma viene inchiodato da Varrone che fa saltare in piedi il pubblico del Palamellano. In angolo Samoggia da 3 punti, spadella però Giuliano Samoggia, un po' tradito dalla stanchezza probabilmente a questo punto del match. Samoggia che ora si arrabbia con se stesso per l'errore in precedenza, avrebbe potuto quasi riaprire la partita con quella tripla in transizione. Ora Scanzi alza la parabola a segno, che talento offensivo Andrea Scanzi, altri 2 punti per il giocatore in canotta numero 16 della Agribertocchi Orzinuovi, classe 1988. Altra palla persa, ancora Scanzi appoggia, altri 2 comodissimi e allora stavolta la chiude definitivamente sul 74-56. Dicevamo di Andrea Scanzi, grande protagonista quest'oggi, con un totale fino a questo momento di 16 punti. Stava realizzando 9 di media in 29 minuti col 52% da 2, 95% ai liberi, 3,2 rimbalzi, 2,7 assist. È nativo di Gardone Valtrompia, ha vestito le casacche di Brescia, arriva del Garda, Iseo e Montichiari, conquistando con quest'ultima la Coppa Italia di categoria in Serie B, arrivando alla finale playoff contro la Fortitudo Bologna, finale playoff poi ovviamente persa nella stagione passata. Ha lasciato il segno, meglio 2 stagioni fa, ha lasciato il segno eliminando semifinale playoff proprio Orzinuovi, vestendo la casacca di Bergamo e arrivando poi a un soffio dalla vittoria del campionato di Serie B, che poi è andata alla formazione di Udine, formazione in cui milita attualmente Manuel Vanuzzo, poi altri ex Dinamo come il play Pinton e come anche il coach Lino Lardo. Partita che è riniziata ora con Graviano sulla pressione di Touré, prova a farsi vedere Trionfo. Tanto il tabellone del Palamellano, che è stato aggiornato e giustamente indica il nuovo più 20 Orzinuovi, 76-56. Samoggia la finta, la partenza in palleggio contro Touré, arresto e tiro sul secondo ferro, non riesce Giuliano Samoggia a trovare fiducia al tiro nel corso di questo secondo tempo. 3:40 al termine di sostanziale amministrazione per Orzinuovi, che si prende un'altra tripla, qui la sbaglia con Touré, rimbalzo di Samoggia, Villani per Trionfo. Pirati che non abbassano comunque il livello di energia. Villani con un buon passo di incrocio riesce a beffare il suo marcatore, va a realizzare Fabio Villani 7 punti nella sua partita. Il capitano del Sustentu come sempre è uno degli ultimi ad arrendersi. Intanto tra poco ci sarà campo per Rudy Valenti e per
Dario Scodavolpe. Scanzi, la palla dentro con Samoggia che ci mette una mano, riesce a sporcare la linea di passaggio. Zambon era pronto a ricevere là sotto. Ora arrivano i cambi, esce Graviano per il Sustentu ed esce invece Perego per Orzinuovi. 3 minuti e un secondo al termine del match. Ture fuori per Ruggero, va dentro Ruggero, molto più rapido di Scodavolpe in questa circostanza, errore, rimbalzo di Samoggia e poi Scodavolpe dal palleggio con la mano sinistra il blocco di Varrone, prende posizione in post medio contro Ture, il ribaltamento di lato buono per Trionfo, poi Villani in ritmo da 3 punti, errore Samoggia, lotta anche su questo pallone, l'ultimo a toccare secondo gli arbitri è Valenti, allora rimessa dal fondo che viene assegnata al Sustentu Sestu con Ruggero che va a protestare, non è d'accordo con questa segnalazione arbitrale a 2 minuti e 37 secondi dal termine del match. Samoggia non si arrende, ancora un arresto di tiro, ancora il ferro a dirgli di no. Samoggia, diamo un'occhiata alle sue percentuali al tiro, 2 su 7, anzi 2 su 8 da 2, 1 su 5 da 3, intanto tripla, stavolta non va per Scanzi, diciamo di Samoggia, 9 punti 8 rimbalzi dopo quel grande avvio di partita, dopo soprattutto quel gran primo quarto, non è riuscito a ripetersi il giocatore sassarese. Ora Villani per Trionfo, la finta fa saltare facilmente Valenti, scarica sulla testa praticamente di Varrone che non si aspettava il passaggio, errore qui da parte di Varrone, aveva una ricezione comoda vicino a canestro, avrebbe dovuto sfruttarla, poi Villani che va a spendere il fallo su Ruggero, si accusa del fallo Ruggero, poi va a dare il 5 a Villani, 1,53 al termine. Orzinuovi che si avvicina dunque al 22esimo successo stagionale, 76-58 il punteggio. Allora cerchiamo ancora di andare a dare un'occhiata a quello che sta succedendo sugli altri campi, visto che il punteggio qui, meglio, il risultato qui ormai è già sancito con la vittoria di Orzinuovi. Intanto registriamo anche primo canestro in questa partita del nuovo ingresso nelle fila del Sustentu, ovvero Edoardo Melis, giocatore in canotta numero 16, 76-60 il punteggio. Dicevamo, diamo un'occhiata, risultati dagli altri campi a 4 minuti dal termine. Scandiano è avanti su Padova per 61-53 in quello che era un po' uno spareggio per l'ottava posizione in classifica, l'ultima valida per l'accesso ai playoff. Poi al 22esimo Vicenza ancora avanti sul campo di Bergamo per 42-38 e poi Piacenza avanti sul campo di Iseo che a questo punto del campionato sembra destinata alla retrocessione diretta in Serie C, 57-46 il punteggio, e poi 100 avanti su Costa Volpino per 41-35. Ancora ci mancava un altro risultato che viene aggiornato ora. Allora Bergamo che al 23esimo non riesce proprio a passare davanti alla Tramarossa Vicenza, 40-42 per i veneti il punteggio. Allora immaginiamo tanti tifosi di Orzinuovi che ora andranno a consultare, oltre che questa diretta, anche il netcasting per andare a vedere quello che fanno i rivali di Bergamo. Intanto gran lavoro col piede perno da parte di Edoardo Melis, lungo di ottima tecnica individuale, frenato in questa stagione da gravi problemi fisici che non gli hanno impedito di giocare praticamente tutta la prima parte di stagione. Poche le apparizioni per Edoardo Melis, che ha saputo però in alcuni momenti chiave rendersi utile. Una su tutti la trasferta sul campo di Iseo, in cui ha realizzato 8 punti con 4 su 4 dal campo in pochi minuti di partita. Subito grande impatto per lui. Intanto 23 secondi al termine, a segno ancora Rudy Valenti da sotto per fissare il punteggio sulle 78-62. Villani a piccoli passi conduce il pallone
in zona d'attacco, dice che è finita qui, lascia morire il pallone. Allora la Agri Bertocchi Orzi Nuovi sbanca il Palamellano di Sesto con il punteggio finale di 78-62, in virtù soprattutto di un terzo quarto impressionante con un parziale di più 25, 35-10. E allora la capolista che difende il primato in questa trasferta in Sardegna, in cui è stata seguita anche da una nutrita cornice di pubblico. Diamo un'occhiata alle statistiche dalle parti del Sustento. Il miglior realizzatore è Romeo Trionfo con 11 punti, 4 su 8 da 2, 1 su 1 da 3 con 3 rimbalzi. Samoggia, temutissimo ex della partita, chiude con 9, 2 su 8 da 2, 1 su 5 da 3 con 9 rimbalzi. Dalle parti di Orzi Nuovi invece sono 18 punti personali per Scanzi, davvero gran partita per lui, 6 su 9 da 2, 2 su 4 da 3 con 5 rimbalzi. E poi sono 15 per Cantone con 3 su 3 da 2, 3 su 7 da 3, 14 invece per Rudy Valenti, 5 su 8 da 2, 1 su 1 da 3 con 7 rimbalzi. Ci andiamo a prendere una piccola pausa dal Palamellano di Sesto, ma rimanete sui nostri schermi perché tra poco ci saranno le interviste con i protagonisti del match. Quel divano là, c'è il market vicino, la scuola per i bambini e tutto. Sì, guarda, sono proprio convinta. Aspetta un attimo. Buongiorno, è in cerca di soluzioni? Prego. Allora, vediamo due belle casette per lei. Una sta in via Genova, l'altra sta in via Campagna. Sono due soluzioni indipendenti. Buona giornata, no, non affidarti al tuo istinto, ma entra in Tecnoretic. Torniamo in diretta dal Palamellano, sono in compagnia di coach Crotti. Coach, fatica nel corso del primo tempo, poi quel terzo quarto stellare vi ha spianato la strada. Sì, complimenti comunque a Cagliari che ha iniziato con un gran bel piglio. Io penso, parlavo prima, scusa, Sustento Sesto. Parlavo prima col coach, penso che la squadra adesso abbia un'identità, una faccia diversa e l'ha dimostrato nei primi due quarti. Poi noi sì, abbiamo come nel DNA difendere così, siamo riusciti un po' a fare la nostra pallacanestro correndo un po' di più, abbiamo trovato delle percentuali anche dall'arco buone e lì poi è cambiata la partita. Comunque complimenti soprattutto i primi due quarti anche a voi che insomma avete fatto una gran bella partita. Samoggia andava a 20 punti di media, quest'oggi l'avete tenuto a 9, probabilmente questa è una delle chiavi difensive soprattutto della partita. Sì, sapevamo che lui, Scodavolpe, Trionfo erano i tre giocatori diciamo con più qualità tecniche. Pilo è uno che ha un fiuto del canestro bestiale, Elia ha fatto una carriera facendo canestro, però loro tre diciamo che erano i tre sorvegliati speciali, abbiamo fatto un buon lavoro. Penso che i 9 punti non siano proprio veri perché alla fine ha abbassato le percentuali, come si dice, a babbo morto, quindi probabilmente meritava qualche punto in più, però noi abbiamo fatto un buonissimo lavoro, abbiamo fatto un po' fatica i primi due quarti perché con le trombette non riuscivamo a capirci sui cambi difensivi e spesso arrivavamo in ritardo. Poi nel terzo quarto sì, abbiamo lavorato molto meglio nella nostra metà campo davanti alla panchina e abbiamo fatto una buona difesa. La sensazione è che magari vi aspettavate anche una partita con uno sviluppo di questo tipo, una grande aggressività all'inizio e poi la vostra qualità che magari sarebbe venuta fuori pian piano con l'abbassarsi del ritmo dall'altra parte. Ma sinceramente sì, ci eravamo detti che insomma una squadra affamata di punti in grande crescita, perché nelle ultime giornate ha fatto anche vittime illustri Sustentu, scusate, ma Sesto, ecco dai, faccio prima dire Sesto. Ha fatto anche vittime illustri, i giocatori adesso hanno più consapevolezza, avevamo chiesto proprio nella riunione tecnica di non farli gasare e nel momento che si sono gasati ci siamo trovati a meno 16 lì, insomma poteva essere una mazzata tosta. Bravi noi a non disunirci e riuscire a chiudere la forbice già nel secondo quarto, però ce l'aspettavamo un Sesto così aggressivo, anche perché sono stati belli nelle ultime partite, quindi non vedo perché in casa dovrebbero essere brutti. Ora, primo posto in classifica consolidato, Bergamo sta giocando punto a punto in casa contro Vicenza. Come si amministra questa parte finale di regular season?
Ma la cosa migliore è non pensare alla classifica, vivere la giornata, vivere ogni partita al massimo. In più c'è l'aggravante anche del turno infrasettimanale questa settimana, quindi è sempre un po' più difficile, soprattutto con una trasferta come queste. Noi pensiamo a migliorarci in vista dei playoff, tra l'altro in questo momento noi stiamo anche caricando parecchio a livello fisico, quindi qualche acciacchino c'è. L'ultimo quarto non ho fatto giocare punti a scopo precauzionale perché avevo un risentimento al polpaccio. È ovvio che si pensa di partita in partita cercando di crescere di condizione, ma soprattutto di consapevolezza su quello che saranno i playoff. Coach Marco Sassaro, a microfoni spenti, mi ha detto è un déjà vu, perché effettivamente è così. Grande sforzo nel primo tempo, poi alla lunga la qualità degli avversari viene fuori, quel terzo quarto ovviamente non poteva che dare alla partita questo sviluppo. Sì, poi alla fine la parte centrale, cioè il secondo e il terzo quarto, sono quelli che ci hanno condotto poi a questo risultato, perché la qualità offensiva di Orzinovi non penso di scoprirla io, però vedo anche che primo e quarto hanno fatto 23 punti, ne hanno fatti 55 nella parte centrale fra secondo e terzo quarto, soprattutto il terzo quarto dove Cantone, Scanzi, Ruggero hanno trovato dei tiri da 3 punti troppo liberi, ma bisogna anche cercare di capire il perché comunque non avevamo più la stessa tenuta che avevamo avuto nei primi 20 minuti, scappavano via più facilmente e obiettivamente hanno un patrimonio tecnico e fisico che penso giustifichi la loro posizione in classifica. Difficile accontentarsi dei primi due quarti, ma anche di buona parte del terzo, dell'ultimo, perché anche nell'ultimo ci siamo, nuovamente vestiti con quegli abiti di intensità e di lavoro che poi ci hanno portato di nuovo a dare un piccolo strappo alla gara nell'ultimo quarto. Il rammarico è che obiettivamente, che però forse anche insita nella diversità fra le due squadre, è quello nel momento della difficoltà non ci siamo compattati, ma ci siamo sfilacciati e da lì insomma far prendere il ritmo alla squadra avversaria credo che non sia necessariamente Orzinovi, penso che sarebbe stato un gioco da ragazzi per tutti quanti. C'è sicuramente anche una componente stanchezza, settimana difficilissima da gestire questa, con 3 partite, con dei problemi di infortuni pregressi, adesso c'è Lecco, insomma un'altra bella sfida all'orizzonte. Sì, devo dire la verità, non ce lo siamo posti il problema, cioè volevamo provarci in questa partita e credo si sia visto, e alla stessa maniera ci proveremo domenica. È chiaro che per gestire 40 minuti di una doppia intensità, cioè difensiva e offensiva, perché secondo me abbiamo avuto una grandissima energia nei primi 2 quarti dal punto di vista offensivo, non è che necessariamente si identifica questo aspetto fisico solo con la parte difensiva. Detto questo, ci capitava questo turno, queste 3 partite, questo turno infrasettimanale, queste 3 partite in 8 giorni, vediamo se Lecco ci riesce di portare dei minuti di qualità a una cifra un attimino superiore a quella di stasera. Scodavolpe e Samoggia adesso sono un po' più presi di mira dalle difese avversarie, hanno preso un po' le misure le altre squadre. No, ma penso che sia una cosa anche gratificante, no? Che a un certo punto anche la prima in classifica deve fare veramente un lavoro, non abbiamo parlato, io fino adesso ho citato solamente la qualità dei singoli o qualità offensiva di questa squadra, ma è una squadra che obiettivamente mette una qualità di lavoro nella parte difensiva che non è da tutti, fra l'altro con una fisicità importante. Penso che anche stasera, non nella parte che abbiamo sbagliato, ma abbiamo registrato degli ulteriori miglioramenti, per esempio il coinvolgimento di tutti nei primi 2 quarti dal punto di vista offensivo. Credo che siano cose su cui stiamo, c'è la proposta e c'è la volontà di arrivare a riconoscere come valida questa proposta. Vediamo.
Grazie mille coach Marco Sassaro. Allora andiamo a chiudere questa diretta dal Palamellano di Sesto. Io vi ricordo che la capolista del girone B del campionato di Serie B, la Agri Bertocchi Orzinuovi, ha vinto con il punteggio finale di 78-62 contro il Sustentu Sesto. Io ringrazio Andrea Farris che ha curato le immagini relative a questa diretta, ringrazio anche Mauro Farris che ha curato invece la parte tecnica e vi do appuntamento a tutti i prossimi eventi targati directasport.it. Directa Sport, le tue partite in diretta streaming. Directa Sport è la nuova web TV sarda dedicata agli eventi sportivi regionali. Calcio, basket, volley, atletica leggera e danza sportiva. Con Directa Sport decidi tu quando e dove vedere vincere la tua squadra del cuore. Se anche tu vuoi trasmettere il tuo evento su www.directasport.it, chiama il 347 45 41 255 o invia una mail a directasport@gmail.com. Con Directa